Don Peppe, ma che fine avete fatto in tutti questi anni? Perché non vi abbiamo più sentito in radio? Dove stavate? Chi io ero stato diciamo malato malamente. Sono Che avete stato, avuto, zio Peppe? come? Che avete avuto? Che ho già avuto. E vabbè, sono guai diciamo di vecchiaio, sapete, mi hanno fatto una prostica, poi parecchi cosarella, ho fatto pure con lo stomaco e con qualche cosa che non vi posso dire. Quale cosa esattamente? Vabbè, ma quando vi faccio gli obiettivi, dite pure lui che è patita anche voi. Ah, È una patenza che hanno fatto tutti i vecchi quella. mm. E basta. E quindi Maitella... Maitello saluta a noi, è morto. No. Muretto Maitello, povera Maitello, Muretto, Muretto perché ha cominciato a praticare la gente, io mi avevo fatto vecchio. E allora non potevo, diciamo, che io vivevo solo, capito a me. Allora fatto che io vivevo solo, che io si allargava, ha girato tutto e capitava in mezzo a mala gente. E Muretto, ma non so come Muretto. O si hanno fatto morire o si muore stesso, questo non vi so dire. Don Peppe, però mi sta venendo un Perché poi ha schifai e non ha voluto sapere niente di più. Don Peppe, però mi sta venendo un sospetto. Noi già sappiamo che avete fatto molti anni in Se io prigione. non bicchiere d'acqua, No, grazie, Don Peppe. e come sta vedendo? No, ho un sospetto. Voi avete già fatto tanti anni in prigione, perché sappiamo tutti quanti avete ucciso vostra moglie. Non è che Martella ha fatto la stessa fine? Beh, non fu proprio di così. Una cosa più o meno gli stesso, però non proprio di così. Cioè? Beh, sapete, io mi ho, l'ha detto prima, io mi ho fatto anziano e mi ferito, no? E allora Maitella invece era una puletra, voleva ancora sotto la carretta, capito bene? E allora quando tiravamo sotto la carretta, capitava diciamo qualcosa che, È rimasta... diciamo, è rimasto come certi chili, sotto la botta impressionante. Ma chi la portava sta carretta? Come? Chi la portava sta carretta, zio Ma voi Peppe? non capite niente proprio, io ci dicevo allora, chiamo stava la carretta, o carrettiere è suo, io compare. E chi era questo compare suo? E io non l'ho conosciuto, se non l'avesse fiso. Mm, ho Eh, capito. E quindi è rimasta sì, per, È Tommaso così. per un eccesso di sessualità, insomma. Processo? Per un eccesso di sessualità. Non so più. Sesso, Il era un persone... cesso, diciamo. Lui era un cesso, perché se non sapendo che apparteneva, non avesse saputo proprio di permettere di stare così vicino. Era un cesso. Poi quello che dite voi non lo so. E dove è sepolta adesso Maitella? A dove sopporta. Dove è sepolta? Scusate, voi ride, ma che ride qua? A si parlare di palle voi ride. Ma che vostra da voi? No, 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 volevamo sapere dove è sepolta Sì, era una cosa seria. per andarle a portare un omaggio, dei fiori. Come si mangia? Un omaggio a Maitella. Non capisci sta parola. Vorremmo fare un omaggio floreale a Aspetta, San Augusto, no, scusate, Un a parte presente, un Augusto. presente, O presepia, un presente. Una candela. la candela, signore. La candela, signore. Signore, come avesse a rispondere mai a voi, scusate. Voi state sbagliando, sapete. Scusate. Io non voglio stare con la bocca, l'ha detto prima. Però voi la trovate in candela, la parte in campo. La signora. Avete fornuto. Per il momento sì, E ha no? studiato queste cose, troppo picciata troppo, studiato. Va bene. Studiato.